Ben ritrovati a Sette Sera, continuiamo a parlare di salute, di sanità e di percorsi soprattutto vicini a noi cittadini. Allora do subito il ben ritrovato a Giorgio Scivoletto, direttore generale dell'ASL Milano 1, ben ritrovato. Bentornato anche a Giuseppe Calicchio, direttore sociale dell'ASL Milano 1. E bentornato a Luigi Festa, direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASL Milano 1. Eccoci qua, allora ci siamo lasciati dicendo che l'importante è raggiungere i cittadini perché il servizio è per loro, è per noi, ma noi dobbiamo anche sapere quando possiamo chiedere. Allora, chi sono i cittadini che possono usufruire dei servizi ASL, quando e soprattutto in che modo? Certo, ma io usando un binomio che dalla culla all'ultimo respiro dico che i cittadini possono accedere a servizi di ASL e non solo di ASL, di tutta una rete di servizi a tutte le fasce di età, quindi mi piace pensare il binomio della famiglia in fase di costruzione, della famiglia naturale, nell'accompagnamento attraverso i consultori familiari che si preoccupano di accompagnare la mamma in gravidanza, la mamma che ha appena partorito, la mamma nella fase di allattamento, nella appropriata crescita del proprio bambino, così come nelle fasi più avanzate di crescita, quindi nella fase adolescenziale, eccetera. Ma anche la famiglia quando, ancora una volta, la famiglia quando non riesce ad avere bambini e quindi segue dei percorsi di adozione e quindi anche in questo modo può essere, in questo caso può essere accompagnata da come dire, servizi appropriati che guidano in questo tipo di percorso per arrivare a una famiglia che purtroppo è in difficoltà perché c'è una persona malata, perché c'è una persona disabile, perché c'è una persona che purtroppo è caduta in come dire, in un sistema di dipendenze che possono essere di varia natura, e poi chiederei al dottor Calicchio di aiutarmi in un approfondimento di questa tematica, proprio per accompagnare fino alle ultime fasi della vita, quindi anche nell'elaborazione del lutto quando un proprio caro viene a mancare per una malattia neoplastica tumorale. Certo, quindi un percorso che segue tutta la nostra vita, ma visto che lei ha iniziato a parlare di dipendenze, purtroppo è un problema oggi all'ordine del giorno, se ne parla moltissimo, sono dati sorprendenti, si parla addirittura di quasi 1 milione di italiani affetti dalla ludopatia, è una parola che fa quasi sorridere, invece è un grave problema. Allora, qual è, come si interviene? Ma siamo ancora agli esordi nell'intervento, perché se dobbiamo traguardare il dato che lei ha riportato, 1 milione di abitanti in Italia, con anche i dati del fatturato del gioco d'azzardo che è stato comunicato recentemente, 75 miliardi di euro, qualcosa del genere, con i dati attuali dei nostri servizi che riescono ad incrociare questo bisogno, siamo proprio ancora agli esordi. La nostra ASL è stata una delle prime ASL sul territorio regionale che ha iniziato a sviluppare questa specifica attenzione. I dati parlano di circa 300 persone prese in carico nel corso degli ultimi 5 anni, quindi si coglie da questo dato questa evidenza. C'è ancora molto da fare perché è una situazione ancora rispetto alla quale le persone non hanno una consapevolezza, così come anche culturalmente ormai è assodata la consapevolezza rispetto alle altre situazioni di dipendenza, di uso d'abuso di sostanze, di alcol. È un percorso sicuramente culturale da fare in integrazione con il mondo della scuola, perché i valori anche di utilizzo del gioco d'azzardo come momento ludico-ricreativo per i ragazzi sono valori significativi, sono le percentuali che incidono, si parla quasi, nel 2010 avevamo delle evidenze statistiche di quasi il 44% dei ragazzi al di sotto dei 18 anni, tra i 14 e i 18 anni sulla nostra ASL, 44% che fanno esperienza di gioco d'azzardo. C'è tutta una fetta di gioco d'azzardo che sfugge al controllo, che è quello gestito a livello online, certo, via internet. Ancora meno controllabile. Ancora meno controllabile. Certamente. Io quello che, perdona se ti interrompo Giuseppe, quello che noto e vorrei sottolineare ai nostri ascoltatori lo sforzo che noi insieme a tanti altri soggetti, perché ovviamente la forza e il valore aggiunto è dato dalla molteplicità di attori che partecipano a questi percorsi di presa in carico. Cosa vuol dire? Come dire, fare diagnosi, approcciare, far capire qual è il disagio a cui si va incontro, le conseguenze e accompagnare nel momento in cui c'è già un problema nella rete dei servizi, cioè nella rete delle opportunità.
come venire fuori da questo problema. Certo. Se il problema è un problema legato alla dipendenza da gioco, come ha elencato e rappresentato il dottor Calicchio, quando il problema è prevenzione e soprattutto corretti comportamenti di stili di vita nel non uso del tabacco piuttosto che sostanze alcoliche. Teniamo presente che sempre più si sta abbassando l'età media in cui i nostri giovani si avvicinano alle sostanze alcoliche, così come tante altre dipendenze. Colgo l'occasione per ricordare proprio in termini di prevenzione un aspetto che mi sta particolarmente a cuore, che è la sensibilizzazione all'interno delle scuole. Sono state ricordate la collaborazione con le scuole per insegnare ai nostri ragazzi anche a vivere diversamente anche la propria intimità, quindi con rapporti protetti e informati, sempre informati, perché alcune malattie sessualmente trasmesse molto importanti non sono debellate, quindi occorre fare molta attenzione. I nostri ragazzi devono sapere i rischi a cui si va incontro con rapporti non protetti e non informati. Assolutamente sì, perché appunto, come diceva lei, si sta andando veramente incontro ad un abbassamento dell'età in cui c'è la prima esperienza, che si tratti di intimità, che si tratti del provare sostanze stupefacenti, alcoliche. Insomma, i nostri giovani, i nostri piccoli stanno andando incontro alla realtà un po' troppo in fretta. Allora forse l'idea di poterli prendere per mano e di insegnargli il percorso giusto è la chiave veramente per creare degli adulti consapevoli e quindi sani. Allora proprio di questo continuiamo a parlare, perché quando si parla di stile di vita buono si parla assolutamente ancora di alimentazione. Allora torniamo al discorso che abbiamo iniziato prima e colleghiamoci però sempre con il discorso di formare i nostri piccoli, quindi un'ASL che si apre alle scuole, che si apre ai maestri, insegna prima loro per arrivare ai più piccoli, per insegnare cos'è il percorso giusto? Sì, anche una parte dell'attività pratica, tra virgolette, in campo, per riprendere un motto a livello europeo, dal campo alla tavola, che costruisce il percorso della sicurezza alimentare. Sicuramente una parte fondamentale è l'informazione e l'educazione soprattutto, che rientra nei corretti stili di vita, per cui un percorso anche che parta diciamo così, già dall'inizio, dall'infanzia eccetera, per dare qualche idea di quali sono degli stili di corretta alimentazione, che poi naturalmente devono trovare riscontro nelle possibilità di trovare poi il cibo, tra virgolette, che anche a livello di famiglia, oltre che a livello di scuola o di altri momenti in cui naturalmente ci sono questi approcci, c'è una sensazione di sicurezza, di tranquillità nell'alimentazione, oltre che poi il fattore nutrizionale, che è estremamente importante. L'attività che svolge la prevenzione è sia dal punto di vista nutrizionale, per far capire all'interno delle scuole certi valori che poi dovranno essere portati avanti comunque anche in ambito familiare, perché altrimenti poi non è che si può sempre delegare, certo. E poi per tutta la costruzione del percorso di sicurezza che gli organi competenti assicurano proprio sul prodotto stesso. Assolutamente. Voleva approfondire qualche cosa? Ma ecco, quello che volevo dare è appunto la serenità ai nostri ascoltatori che ci sono degli enti che vigilano attentamente sia per come dire, una garanzia negli ambienti di vita, di lavoro e quindi anche nei luoghi dove si consumano o si acquistano cibi. Questo è il significato anche della nostra attività, in estrema sintesi ovviamente. Certo, assolutamente. Torniamo ad approfondire sempre il discorso delle funzioni di questo Dipartimento di Prevenzione Veterinaria e torniamo a quella che viene in mente subito, quella riguardo agli animali. Allora cerchiamo di capire qui quando può essere utile, che servizio può essere utile. Anche qua c'è per caso un percorso in cui si insegna alle nuove generazioni la tutela della salute animale in primis, perché poi gli animali tante volte possono essere, ovviamente ci teniamo, per cui devono stare bene, ma possono anche essere veicolo di malattie per noi molto gravi. Certamente, a parte il percorso con gli operatori del settore, perché anche lì non si smette mai di imparare, di dare della formazione, in modo particolare per il benessere animale, che diciamo così è un percorso che si è attivato molto più recentemente rispetto all'aspetto sanitario di salute. L'altro aspetto molto importante è il fatto della convivenza anche con gli animali, in modo particolare con gli animali d'affezione, e per questo noi già dall'anno scorso, in modo sperimentale, quest'anno in un modo più strutturato e speriamo poi di proseguire sempre in quest'ottica, abbiamo intrapreso un percorso di
contatti con la scuola primaria, per partire con un'educazione all'approccio con gli animali, per sicuramente anche un acquisto consapevole, perché molto spesso poi si va a finire con un percorso non corretto, che porta poi a incrementare magari fenomeni di abbandono degli animali. Questo è un altro esempio di come più enti lavorano insieme. Abbiamo sentito parlare della scuola, ci sono altri enti. Chiederei al dottor Calicchio di rappresentare un altro importante percorso che stiamo attivando, che è quello della conciliazione famiglia-lavoro, quindi il tempo libero e il lavoro. Quindi è un importante percorso che stiamo sviluppando sui territori, su tutti i territori di Regione Lombardia, proprio anche per favorire la gravidanza, per favorire le mamme che per fortuna decidono di avere ancora dei bimbi. Assolutamente. Percorso sicuramente innovativo, tutto da costruire, tutto in salita, perché deve essere la capacità di mettere all'interno di collocare all'interno delle politiche ordinarie sanitarie, dei comuni, dei trasporti, del tempo libero, quell'attenzione a conciliare le esigenze della quotidianità, della vita di una famiglia, in particolare della donna, i recenti dossier anche sugli inserimenti lavorativi o sull'espulsione dal mercato del lavoro segnalano un alert non indifferente. Proprio nella giornata della festa della donna alcune comunicazioni sono giunte proprio in questa direzione. Portare quindi questa attenzione, non estrapolarla dall'estemporaneità, dall'episodicità, per farla diventare l'attenzione quotidiana all'interno dei servizi, per consentire alla famiglia, alla donna, agli anelli anche più deboli, anche alle persone più fragili, i disabili, di poter usufruire dei servizi e delle opportunità del territorio. Assolutamente, attenzione quotidiana che va posta soprattutto quando c'è l'utilizzo di farmaci. Allora l'ultimo minuto lo dedichiamo ad un utilizzo consapevole del farmaco generico. Perché? Perché ci sono molte situazioni che sono proprio fatti di cronaca, che fanno vedere medici, non in realtà medici, che prescrivono farmaci, cosa che non può succedere. Dovete stare attenti, dovete rivolgervi sempre a dei professionisti, ma ci sono anche fenomeni in cui dei medici prescrivono farmaci che non possono essere sostituiti dal farmaco generico, perché c'è l'indicazione ferrea quasi dell'azienda di riferimento. Allora, questo non è legale, non si deve seguire un consiglio del genere, si deve seguire il consiglio della medicina giusta. Certo, certo. Innanzitutto la ringrazio per aver richiamato l'attenzione ai telespettatori che gli unici professionisti abilitati a prescrivere farmaci sono i medici, quindi solo da figure, da professionisti di questo tipo si può ricevere una ricetta bianca o rossa con prescrizione. Il farmaco generico è, come dire, un farmaco che viene definito a brevetto scaduto, che ha le stesse caratteristiche del farmaco originario e che gli stessi principi di bioequivalenza, quindi la capacità di curare la stessa funzione, di curare la malattia. Ecco, ci possiamo affidare tranquillamente. Assolutamente sì. Benissimo, allora guardi, il nostro tempo a disposizione è finito, però io vi rinviterò per continuare questo percorso vicino ai cittadini per la nostra salute. Allora vi ringrazio, adesso un pochino di pubblicità, però restate con noi perché seguiamo un'associazione che lotta contro la disabilità, tra pochissimo.